Pesca, incontro tra i ministri europei all'agricoltura. La green economy passa anche attraverso l'agricoltura. Olio, l'alta qualità italiana arriva a New York. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è intervenuto al Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della pesca che si è svolto a Lussemburgo. Per lo sviluppo di una pesca sostenibile, nei prossimi anni l'Italia dovrà attivarsi con maggiore energia per coinvolgere i paesi terzi, sia quelli rivieraschi che quelli che provengono da lontano, perché ci sia una condivisione delle regole della pesca nel Mar Mediterraneo. È difficile infatti chiedere ai nostri pescatori di rispettare le norme se le marinerie dei paesi vicini che pescano nelle nostre stesse acque non le rispettano. Occorre certificare l'effettiva sostenibilità delle filiere, privilegiando impianti di alta efficienza energetica e caratterizzati da basse emissioni di trasporto dal luogo di produzione fino agli impianti di destinazione, se parliamo di biomasse. Così il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan. La produzione di energia rinnovabile in agricoltura si deve coniugare con l'esigenza di produrre cibo di qualità, mantenere la fertilità dei suoli, favorire l'immagazzinamento del carbonio nel terreno, preservare la qualità delle acque e soprattutto essere in grado di concorrere al reddito delle imprese agricole. Occorre insomma rendere certo e stabile l'orizzonte di investimento delle imprese che legano le proprie scelte produttive allo sviluppo integrato delle fonti rinnovabili. Il 28 giugno scorso a New York il primo consorzio di filiera agricola tutta italiana dell'olio extravergine di oliva è stato presentato alla stampa e ai buyer durante il Fancy Food. A spingere verso nuove frontiere il prodotto d'eccellenza del nostro Made in Italy è la macchina della promozione del primo contratto di filiera per l'olio di oliva siglato tra il MIPAF e l'Unaprol. Dai dati emersi risulta che in tutti gli Stati Uniti il consumo di olio extravergine di oliva non supera il 2% del consumo totale dei grassi vegetali, ma la sola città di New York assorbe oltre il 30% di tutto l'olio extravergine di oliva importato negli Stati Uniti. L'analisi dell'Osservatorio economico di Unaprol dei dati import-export con i paesi extra UE in relazione al primo trimestre 2010 mostra per il segmento degli oli pregiati, vergine più extra, un incremento dell'export del 22% in quantità rispetto allo stesso trimestre del 2009. L'import invece mostra una flessione del 16%. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cronache Trevigiane. Non a caso ho scelto come cornice proprio il traguardo finale di questi campionati europei, perché abbiamo scelto questa specialissima puntata per salutarvi prima delle vacanze estive, perché questa è l'ultima puntata. Poi vi lasceremo con il meglio di Cronache Trevigiane, l'appuntamento sarà ovviamente ad ottobre. Prima però, grazie a tutto lo staff di Cronache Trevigiane, vi regaliamo il meglio delle immagini di questo campionato europeo di mountain bike. Lasciamo parlare i suoi protagonisti. Un arrivederci a tutti, a settembre, alla prossima settimana, con tutto quanto il meglio della stagione di Cronache Trevigiane vi ha saputo regalare. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge for the whole human race that I ain't gonna lose. We are the champions, my friend. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.